Al Palafenera di Chieri va in scena il primo atto di una doppia sfida che vedrà le due formazioni affrontarsi nel giro di pochi giorni, complice il recupero della gara di andata, fissato subito dopo il match del girone di ritorno. Al termine di una sfida giocata senza esclusione di colpi, a prevalere sono le bianco-blu, che si aggiudicano i 3 punti con il 3-1 finale. Parte meglio Scandicci, che nel primo set prende subito margine su Chieri, con Vasileva sugli scudi, e nel finale imprime la cerata decisiva che chiude le ostilità sul 25-22. Nel secondo parziale è tutta un'altra storia, con coach Bregoli che manda in campo Lac al posto di Grobelna e il libero Gibertini al posto di De Bortoli. I cambi invertono l'inerzia del parziale e c'è bisogno dei vantaggi per decretare una vincitrice. Alla fine è Chieri a imporsi, dopo aver annullato 8 palle set con il punteggio monstre di 34-32. Il terzo set vede le bianco-blu ripartire dalle certezze del secondo. Con Lac sempre protagonista, le collinari mantengono il controllo delle operazioni e a nulla servono i cambi di coach Barbolini, che manda in campo Pietrini in posto 4 e Camera al palleggio. Termina così 25-17 il terzo parziale. Il quarto e decisivo set comincia punto a punto, poi Chieri prende il largo a metà frazione, costringendo coach Barbolini a chiamare i 2 timeout discrezionali già sul 17-12. Nel finale Scandicci prova a ricucire lo strappo con la neoentrata Pietrini, che mette a segno 5 punti consecutivi, ma la maggiore forza di volontà di Chieri fa la differenza e il match si chiude 25-20. Kertulak, alla fine eletta MVP della partita, termina con 16 punti e il 56% in attacco. Non bastano a Scandicci le super prestazioni di Vasileva e Courtney, rispettivamente 15 e 14 punti. Si replica mercoledì al Palasport di Scandicci per il recupero della gara di andata. Yeah, it was for sure. When I get the chance to play, I'm gonna put out my maximum, and I feel today everyone that came into the court, even if they don't get a lot of playing time normally, they really helped us today, and it was a team victory.